Il santo del giorno è San Narciso. Il nome Narciso deriva dal greco e significa sonno, torpore. Oggi, 29 ottobre, si celebra la giornata dedicata all'ictus cerebrale. L'ictus si verifica quando un'arteria cerebrale si rompe o viene occlusa ed è la principale causa di disabilità nel mondo. Colpisce infatti ogni anno più di 12 milioni di persone. È importante ribadire che in buona percentuale questi casi potrebbero essere prevenuti grazie a stili di vita adeguati, seguendo un'alimentazione corretta, bilanciata e sana, come quella prevista dalla dieta mediterranea, astenendosi dal fumo, controllando pressione arteriosa, colesterolo, glicemia e fibrillazione atriale, oltre che limitando il consumo di alcol. Il 29 ottobre 1969 alle 22:30 lo studente Charlie Klein effettuò il primo collegamento remoto tra due computer tra l'Università della California e Stanford. Lo scopo era rispondere al lancio dello Sputnik, con cui l'Unione Sovietica aveva affermato la sua supremazia in campo tecnologico. Verso la fine degli anni '80 il progetto perse la valenza militare e venne usato dalle università per condividere le conoscenze scientifiche. All'inizio degli anni 90 arrivò la svolta e il cambio di nome da ARPANET a Internet, che diventò in poco tempo un fenomeno di massa. Ma sapete che nel Sole ci sono delle macchie? Il Sole è la stella più vicina a noi, è una nana gialla, quindi una stella di medie dimensioni e genera la propria energia per fusione nucleare. Si stima che sia a metà della sua vita e probabilmente rimarrà stabile ancora per 5 miliardi di anni. Le macchie solari sono delle zone relativamente fredde e scure della fotosfera, uno degli strati del Sole, e sono causate dalla concentrazione del campo magnetico del Sole che ostacola la trasmissione di calore verso l'esterno. Un mercoledì quanto mai inaspettato, con questa luna congiunta a Plutone che sembra programmare un certo intrigo, una certa passione, un certo mistero. Vediamo come reagiranno i segni zodiacali. Ariete, per voi si infittisce la trama della vostra vita, passione e amore sembrano fondersi in un unico richiamo a cui non volete resistere. Cresce una sana ambizione che vi porterà piano piano ai vertici della vostra carriera. Toro, oggi Luna e Plutone sono un pochino sobillanti, tendono a trasmettervi un po' di nervosismo e anche a volerci vedere chiaro. Chiedete consiglio a qualcuno di settore perché i cambiamenti che state affrontando forse hanno bisogno di una qualche rassicurazione. Gemelli, per voi oggi è splendida la giornata proprio perché la Luna e Plutone fanno da punto di talete a questa fortissima opposizione tra Urano nei vostri gradi, Marte e Mercurio. Oggi forse farete fronte a qualcosa di importante, a notizie inaspettate, a dei cambiamenti molto plastici e dovrete reinventarvi, ma ci riuscirete in maniera molto rapida e veloce e confermerete ancora una volta che siete il segno dell'argento vivo. Cancro, giornata oggi molto importante, un reticolato di trigoni formato da Giove vi aiuta a sostenere un po' tutto, ma la Luna e Plutone vi mettono un'ansia da prestazione, un'ansia da realizzazione, da tutto quello che riguarda la coppia e il rapporto e qualche sospetto e qualche gelosia che finalmente vengono chiarite. Leone, anche per voi non è semplice oggi, proprio perché seppure una serie di elementi planetari vi sostengono, altri no, soprattutto Luna e Plutone che oggi sono in opposizione. Oggi vorrete chiarire qualcosa che reputate poco diretto da parte di persone circostanti. Ricordate che lo stress lavorativo vi ha molto logorato e che forse intorno a voi sentite troppe presenze, troppe teste e troppe parole dette.
Vergine, per voi oggi è sorprendente vedere come una dinamica talmente lontana possa esservi così vicina, ovvero la congiunzione Luna-Plutone a voi stimola in senso tecnico e con un misto di fantasia, mentre invece il vostro pianeta sotto attacco da Urano e congiunta a Marte vuole farvi esplodere facendovi vuotare il sacco rispetto ad alcune cose che avete accumulato e che non avete detto. Bilancia, per voi Venere è sola nel vostro cielo senza formare particolare aspetto, tranne che con Giove quadratura e con la Luna che si formerà con Plutone, dandovi un pochino di fastidio. Molto probabilmente dovrete chiarire alcune cose, forse del partner avete cominciato ad acquisire una serie di elementi che poco si armonizzano ai vostri, ma il trucco della coppia è sempre quello di sapere bilanciare. Scorpione, per voi il cielo è un cielo abbastanza teso, il Sole quadra con Plutone e l'opposizione di Urano con Marte e Mercurio ancora nei vostri gradi sembra oggi farvi arrivare la comunicazione in una maniera un po' violenta, da cui vi vorrete difendere un poco. Sagittario, per voi oggi la presenza di un Giove così imperante nel cielo zodiacale vi rende tutto molto più positivo e vi rende anche grandi esenti da tutta una serie di bailam planetari che si formano con gli altri pianeti, quindi oggi più leggeri, più sereni. Capricorno, una giornata oggi veramente molto complessa. La Luna che si è appena spostata dai vostri gradi è davanti ai vostri occhi con Plutone chiedendovi di scommettere in un progetto ampio e ambiziosissimo al quale non saprete proprio resistere. Acquario, per voi la giornata oggi è una giornata molto significativa. Luna e Plutone congiunti nel vostro segno zodiacale inneggiano alla creatività, ma anche ad una presenza molto teatrale del vostro essere ridanciano. Peraltro Urano sta dibattendo con Marte e Mercurio. Forse oggi dovrete affermare un po' di più con le vostre parole la vostra idea, essere un po' più assertivi. Pesci, per voi oggi è un tripudio zodiacale di trigoni e sestili. Nettuno e Saturno raccolgono le energie planetarie e anche voi sembrate dare una mano a questa tensione planetaria che ha generato tanto cambiamento di cui poi si parlerà. Siete comunque gli unici ad avere una visione di insieme molto precisa. Il 29 ottobre del 2004, trasmessa in Eurovisione, si svolge la cerimonia della firma del trattato, che adotta una Costituzione unica per l'Europa. A siglarla sono i capi di Stato dei 25 paesi dell'Unione Europea, radunati per l'occasione a Roma nella Sala degli Orazzi e Curiazzi del Palazzo dei Conservatori in piazza del Campidoglio. Clutch at straws è l'espressione idiomatica che si usa quando si è disposti a fare qualunque cosa per migliorare o proprio per salvare una situazione difficile o comunque deludente, ma in realtà si sa bene che sono pochissime le possibilità di successo. Letteralmente traducibile con aggrapparsi alla paglia, in italiano si può rendere con aggrappati a un filo. Oggi parleremo di tre folli, i pittori Daniele Ranzoni e Tranquillo Cremona e lo scultore Giuseppe Grandi. I tre amavano definirsi la Trinità dei nani giganti, scherzando sulla loro bassa statura e l'altezza della loro arte. In comune ebbero anche dei destini tragici. Ranzoni si specializzò nei ritratti ed ebbe successo, ma negli ultimi anni soffrì di disagi mentali. Tranquillo Cremona morì avvelenato dal piombo contenuto nei colori che usava e che si spalmava sull'avambraccio invece di utilizzare la tavolozza. Grandi cadde in depressione e morì senza riuscire a vedere l'inaugurazione dell'opera che realizzò in 13 anni e per cui aveva trasformato il suo studio in uno zoo per studiare dal vivo gli animali. Ci salutiamo con la frase del giorno. Senza difficoltà non c'è nulla che abbia valore. E lo so che magari per molti può essere faticoso anche alzarsi dal letto la mattina, vi capisco, ma ormai abbiamo un appuntamento fisso, quindi ci vediamo domani per una nuova puntata. Mi raccomando, non mancate. Buona giornata.